Siamo tornati per la seconda volta ad Alpago per assegnare il titolo italiano di cross triathlon. Siamo stati ancora fortunati con il tempo, una bellissima gara, un'organizzazione direi che ormai non ha più bisogno di commenti, sempre molto bella. Due gare interessanti, sia il campo maschile che il campo femminile. Il campo maschile ha vinto Marcello Gazio con una bellissima prova ciclistica dove lui veramente fa la differenza, era il favorito e quindi non ha disatteso le aspettative. Nella prova femminile Peroncini, anche lei con un'ottima frazione bike e poi una corsa importante, è riuscita a portare a vincere la gara. Anche lei era la favorita nonostante una frazione in acqua che l'ha vista un po' penalizzata. Come tutte le gare di cross triathlon, la mountain bike ha fatto la differenza, gli specialisti hanno dato una grande svolta nella gara, quindi tutto come da pronostico. I ragazzi si sono comportati alla grande, sono tutti in preparazione per gli europei di Targu Mures, grandissimo risultato di Ugazio e della Peroncini che hanno confermato la loro forza. I giovani hanno fatto una buona esperienza per una gara molto difficile come è stata questa, molto lunga per loro. Si sono messi in evidenza degli altri atleti per il progetto Cross Triathlon dell'anno prossimo e siamo molto contenti di poterli portare poi nel giro della nazionale di Cross Triathlon e vedere come si svilupperà questo movimento per il prossimo periodo. Intanto speriamo di fare grandi risultati sia agli europei di Targu Mures sia ai mondiali fra un mese in Canada a Penticchio. Siamo onorati di poter avere per il secondo anno consecutivo il campionato italiano di triathlon cross sul nostro territorio. Tutti ci dicono che è un territorio meraviglioso, che sembra fatto apposta per questa specialità. Noi ne siamo felici, cercheremo di essere vicini il più possibile agli organizzatori in modo che si possa fare anche per il futuro e perché no, puntare magari anche a qualcosa di più in alto.